L'anticiclone Lazzorre temporaneamente si ritira verso l'Atlantico, lascia spazio libero a perturbazioni che però diciamo subito interesseranno con fenomeni soprattutto il nord-ovest del nostro paese. Le nostre zone dovrebbero essere risparmiate e quindi avremo ancora un fine settimana tutto sommato di tempo stabile. Per sabato inizialmente cielo velato, una nuvolosità anche più compatta, più intensa ma senza fenomeni, poi gradualmente il sole dovrebbe avere la meglio, cioè far capolino, quindi esserci pure dei rasserenamenti. Per domenica stesso discorso, quindi inizialmente velatura del cielo, cielo invisibile, un po' di foschia, qualche banco di nebbia e poi un graduale miglioramento, anche se poi per domenica sera ci potrebbe essere un nuovo peggioramento e non si esclude qualche brevissima precipitazione, ma soprattutto sulla parte più occidentale. La settimana poi proseguirà con questo tipo di tempo, tipicamente autunnale, ripeto, per adesso nessuna precipitazione, ma cielo spesso coperto per foschia, per nebbie e per nubi stratificate. Da giovedì avremo un peggioramento e quindi la pioggia dovrebbe diffondersi poi purtroppo per il prossimo fine settimana. I venti saranno deboli da est prima, poi dai quadranti meridionali, le temperature dai 13 ai 16 gradi le minime, le massime sempre al di sopra della media, oltre i 20 gradi, quindi dai 21 ai 23 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico ancora poco mosso o localmente mosso, è tutto.